Buon pomeriggio, ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Corruzione per l'esercizio della funzione, falsità materiale ideologica commessa da pubblici ufficiali, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e truffa aggravata ai danni dello Stato. Sono accusati di questo i 3 indagati raggiunti da un'ordinanza cautelare stamattina da parte dei carabinieri di Partinico, coordinati dalla Procura di Palermo. Nell'operazione è coinvolto anche il sindaco di Giardinello, il quale, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, avrebbe assunto un ruolo attivo in diversi episodi criminosi ed è destinatario anche del divieto di dimora nel comune di residenza dove, tra l'altro, esercita il mandato. E ci spostiamo nell'Agrigentino. I carabinieri di Sciacca indagano sul ritrovamento avvenuto davanti alla casa di campagna del presidente del Consiglio Comunale ed ex sindaco Ignazio Messina, in contrada Cutrone, di un sacchetto con un cane morto in decomposizione. È stato lo stesso Messina, rincasando ad accorgersi della presenza del sacchetto, ha avvisato i carabinieri e poi ha sporto denuncia. L'animale, come accertato da un medico del servizio veterinario, era sprovvisto di microchip. E ancora riflettori puntati sulla questione Lukoil. Il Ministero delle Imprese e Made in Italy conferma che sono in corso interlocuzioni con varie aziende nazionali e internazionali interessate all'acquisizione dell'impianto ISAB di Priolo, a conferma del valore dell'impresa stessa. In funzione del ruolo strategico che l'impianto riveste per garantire l'approvvigionamento energetico del Paese a tutti i soggetti interessati, è stato illustrato il contesto legislativo previsto dal Golden Power al fine di garantire lo sviluppo del polo produttivo anche per quanto riguarda la produzione, i livelli occupazionali e il pieno rispetto delle norme ambientali. È in chiusura il ritrovamento della donna di nazionalità brasiliana dispersa dal pomeriggio di ieri sul versante sud dell'Etna. Si erano perse le sue tracce intorno alle 16:30 dopo che era riuscita ad inviare la sua ultima posizione, che la collocava a nord della zona di Torre del Filosofo, a circa 2800 metri di quota, lontana dai sentieri e dalle piste battute. Disorientata dal buio, dal terreno ghiacciato e dal forte vento, la donna è ridiscesa verso il fondo della Valle del Bove, dove i soccorritori l'hanno ritrovata nei pressi di Monti Centenari, a circa 1700 metri di altitudine. È in buone condizioni di salute, anche se estremamente provata per la disavventura. È tutto per questa edizione. Il TG Flash ritorna alle 18. A più tardi. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.